Oggi è una giornata splendida, piena di sole e Cristina sarà sicuramente contenta. Cristina Pavesi non può però essere accanto alla zia a ricevere il riconoscimento che gli tributa l'Università di Ca' Foscari, l'università nella quale stava per laurearsi. La sua vita si è improvvisamente interrotta a 21 anni, attorno alle 18:30 del 13 dicembre 1990, all'altezza di Barbariga di Vigonza, su un treno investito dall'esplosione di tritolo innescata dagli uomini della mafia del Brenta per far saltare in aria la porta di un vagone blindato che trasportava 6 miliardi di lire. Oggi Ca' Foscari, in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha consegnato un attestato alla memoria alla zia di Cristina Michela, che da anni ne porta avanti il ricordo. E oggi aggiungiamo questo traguardo importante, una tessera importante del mosaico della cultura della legalità che Campolongo già da 30 anni continua a portare avanti. La villa sequestrata a Felice Maniero nel suo comune Campolongo Maggiore è stata intitolata proprio a Cristina Pavesi, un riconoscimento che mitiga solo parzialmente l'ingiustizia di cui, secondo la zia, è stata vittima la nipote. È una vittima senza giustizia perché Maniero e la sua banda hanno avuto 3 mesi di carcere. È stata immolata Cristina per una ragione di Stato. È stato giusto, è stato sbagliato. Io non sono in grado di giudicarlo. Certo che se Maniero fosse stato coinvolto nell'omicidio di Cristina, non avrebbe potuto usufruire dei benefici di legge. Il fatto che Cristina non abbia avuto giustizia, come ha sottolineato la zia, è un ulteriore elemento di dolore per la famiglia e di riflessione per noi. Quindi l'abbiamo ritenuto un momento molto significativo e anche molto emozionante di quello che è il dovere di un'istituzione.